Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti i telespettatori, siamo proprio a Verona, siamo nello stand di Veneto Agricoltura. È qui che oggi si affrontano questi due problemi che ricordavi tu. Da una parte si certifica con i dati il malumore degli agricoltori, dall'altra si discute anche di cambiamenti climatici. Questo malumore, lo dicevamo, lo dicono i dati stessi del report di Veneto Agricoltura sul Veneto, ma in generale è un dato che tocca tutta l'Italia. Da 10 anni la produzione agricola pressoché in tutti i settori sta calando e non è sostenuta da un costo adeguato di quelle che sono le produzioni. Qui con me c'è il direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dell'Acqua, e gli chiediamo subito: la rivendicazione primaria, direttore, l'abbiamo sentita già fin da ieri, di questi agricoltori che protestavano, è un prezzo minimo garantito per sopravvivere. Sì, è chiaro, i dati di Veneto Agricoltura certificano quello che sta succedendo e lo certificano da una decina d'anni in verità, e quindi non possiamo solo appellarci alle crisi dall'estero per ottenere questi bassi dati di produzione. Quello che ci preoccupa è il calo produttivo innanzitutto. Noi dobbiamo pensare che un governo, una nazione moderna come la nostra si basa sulla produzione agricola, quindi il calo produttivo è già di per sé un pericolo. Se poi questo calo produttivo non ha dei prezzi e non è equiparata, cioè non riusciamo con questo a dare redditività all'agricoltura, vediamo queste dimostrazioni che speriamo sempre, col buon senso di tutte, si volgano solo ad un'attenzione al Parlamento comunitario. Prezzo minimo garantito dunque è la richiesta degli agricoltori un po' in tutta Italia. L'altro grande tema, i cambiamenti climatici. Che cosa sta succedendo all'agricoltura? Allora, cominciamo a vedere il servizio di Cinzia Torriglia e poi torniamo a parlarne.